Buongiorno a tutti. Già con il bollettino poi vi do un paio di considerazioni. I tamponi sono quasi 2.400.000. Questi sono tamponi molecolari. Se vi interessa dei tamponi molecolari, nelle ultime 24 ore ne abbiamo fatti 16.485. Il numero dei positivi da inizio, dal 21 febbraio, sono 68.000. Pensate, abbiamo quasi 70.000 positivi dal 21 febbraio. Nelle ultime 24 ore 3.264 in più. (3.264 in più). Oggi i positivi sono 40.719. In isolamento abbiamo 17.622 persone, ne sono uscite 338 anche ieri. I ricoverati nelle ultime 24 ore sono 1.274 più 81. Terapie intensive 170 persone ricoverate in terapia intensiva, che si sommano ai 1.274 dell'area non critica, più 15. Totale dei morti 2.516. Dimessi 4.982, più 52. Allora, vedete che continuano a crescere sia i ricoveri, 74 se non ricordo male, persone ricoverate nelle ultime 24 ore, anzi 81 persone ricoverate nelle ultime 24 ore e 15 in terapia intensiva. Il virus c'è, questo poco ma sicuro, e questa mattina abbiamo avuto 2 videoconferenze, una con il board esecutivo, è stata fatta la prima videoconferenza che poi si incontrerà quantomeno una volta al giorno. Stiamo parlando del gruppo coordinato dal dottor Rosi, il quale poi fa sintesi un po' delle diverse problematiche e ne elabora anche delle soluzioni. Penso che il metodo migliore sia quello di fare squadra, valorizzare tutte le altre professionalità che abbiamo, perché se la sanità è questa, è in virtù dei grandi professionisti che abbiamo. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando nella sanità, non sono ore facili, anche se qualcuno magari stando a casa dice ma alla fin fine io vedo attorno a me che non è che c'è brutto tempo, anzi c'è il sole anche oggi, no? La verità è che abbiamo 1.200 persone ricoverate, 1.274 persone ricoverate, che sono verosimilmente 3 begli ospedali già occupati da pazienti che non sono pazienti ordinari. Lo dico perché questo ci porta, dopo l'assessore Lanzarin lo farà in maniera didascalica, ci porta a dire che nei Covid Center, ovviamente lasciando la discrezionalità ai direttori generali, ma in alcuni Covid Center si va alla sospensione totale delle attività. Ovviamente fatte salve quelle oncologiche, fatte salve ovviamente dove è possibile e per anche i percorsi diciamo distinti, il tema dei punti nascita, però ambulatoriale, day surgery, week surgery, tutte queste attività diciamo vengono sospese. È ovvio che non siamo stati programmati per gestire la sanità in questa maniera, ma non ci sono alternative. Ai cittadini cosa dico? Approfitto di questo punto stampa per parlare con sincerità, come ho sempre fatto con i cittadini. La situazione è una situazione di allerta critica, che non sappiamo che evoluzione avrà nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Abbiamo una proiezione di pensare, di immaginare, ma non è certo, che il modello matematico, l'algoritmo che segue l'assessore Bottacci, sia un modello che ci dice che alla volta di metà, ovviamente elaborato in casa, è fatto dai nostri tecnici, se ovviamente seguito
dell'assessore, ci dice probabilmente verso metà novembre dovremo raggiungere l'apice. Se questa gaussiana, questa curva a campana dura dal suo inizio alla sua fine 90 giorni, la metà per noi, i 45, cascano proprio a metà novembre. Perché? Perché la curva ha iniziato a impennarsi dai primi di ottobre. Se è così, verosimilmente sempre il modello dice che potremmo avere 250-300 terapie intensive. Vi ricordo che l'apice l'abbiamo raggiunto a marzo, nella prima ondata, il 29 marzo, con 356 terapie intensive attivate Covid. Noi abbiamo oggi, dal punto di base dal quale si partiva 494 terapie intensive, oggi ne abbiamo potenziali allestite, sì, non figurative, cioè vive, 1 migliaio di terapie intensive. Sì, 1 migliaio ci abbiamo allestite, però il che non vuol dire che adesso facciamo la festa della liberazione, perché abbiamo 170, abbiamo 1000 terapie intensive, sommiamoci anche le 200 di base dei pazienti non Covid, allora 170 più 200 fa 370, arrivare a 1000 mancano ancora centinaia. Ragazzi, non possiamo ragionare così, perché vi ricordo che la pressione, anche per la mancanza di personale, che non è colpa di nessuno, perché ogni volta che dico manca personale c'è qualcuno che da Roma viene a spiegare che ha stanziato i soldi, le sappiamo tutti queste robe qua. Però la verità è che se noi i concorsi li facciamo, ma li dobbiamo fare anche con oculatezza, per un semplice motivo, che se dicessimo a tutti gli infermieri che ci sono sul territorio regionale, venite che vi assumiamo in pianta stabile, svuotiamo le case di riposo. Cioè non è che ci vuole un genio della medicina per capire queste robe. E così vale anche per altre professionalità. Pensate solo al tema dei pediatri di libera scelta. Attivare nuove postazioni sul territorio, che sono sacrosante, comunque oggi vanno in conflitto con l'abbandono della professione ospedaliera, perché abbiamo una migrazione dalle pediatrie ospedaliere a quelle dei pediatri di libera scelta. Allora, vi dico, tanto questa storia, io ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto, bene, bravi, e questo è merito della sanità che funziona, però voglio ricordarvi che l'area gialla, che non è verde, e tutti noi conosciamo il semaforo, non è verde, sapete che il giallo dura poco. Giallo dura poco, E dopo il giallo c'è il rosso. E capite che se voi vedete questo aspetto dell'area gialla, non è che è un gioco a premi. E non è tantomeno l'obbligo di dire l'essere i primi della classe a discapito degli ultimi della classe. Guardate che nel Covid può accadere di tutto, può anche accadere che fra una settimana siamo qui a raccontare di migliaia di persone ricoverate. Questo vorrei sottolinearlo. E io mi preoccupo, qualcuno ha detto è stato scelto il giallo perché se era verde era troppo rassicurante, ma sono d'accordo. Però vorrei anche dire che non ci deve essere entusiasmo oltre misura. E vorrei anche ricordare che i 21 parametri, quelli che poi vanno a classificare le aree, e quindi scusate le ragioni secondo i quali poi ne scaturisce il colore e il grado, diciamo, di allerta della regione, sono 21 parametri complicati e che se da un lato guardano alla dimensione ospedaliera, perché gran parte di questi parametri dicono la pressione ospedaliera, la presa in carico del paziente, la qualità delle cure, le dimissioni entro quanti giorni, tutte queste storie qua che sapete, la percentuale di terapie intensive. Noi siamo quelli che in Italia hanno allestito più terapie intensive, siamo quelli che in Italia sono tra quelli che hanno meno terapie intensive aggredite, no? Colonizzate, noi siamo al 16%, considerate che sono realtà che sono arrivate al 40% del loro potenziale. Allora, se da un lato i parametri per la nostra classificazione sono rappresentati dalla risposta ospedaliera, e quella compete a noi. No? Istituzioni, a tutti gli operatori della sanità che ringrazio uno ad uno per il sacrificio e la passione che ci stanno mettendo. Dall'altro c'è un'altra componente nella classificazione che incappa a noi cittadini e che non possiamo delegare a qualcun altro.
C'è una componente della classificazione che ci fa passare da area gialla ad arancione o rossa, semplicemente in capo a noi cittadini. E da cosa è rappresentata? Dal numero di contagi, dall'R con T. Cosa vuol dire R con T? Che se l'R con T è 2, vuol dire che ogni persona contagiata può dar vita a altri 2 contagiati, e i 2 contagiati daranno vita ad altri 4 contagiati, perché è esponenziale. E allora qualcuno può dire, ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che se sugli ospedali ci pensiamo noi, nel senso noi, la macchina, la squadra, dall'altro la comunità deve pensare all'altra parte della difesa di questo giallo, che è rappresentato dal fatto che bisogna utilizzare ossessivamente le mascherine, dal fatto che gli assembramenti non debbono essere agevolati, dal fatto che non è che ti puoi crogiolare dietro al fatto che l'età media dei defunti, lo dico con il massimo rispetto, è elevata, per cui io ho 18, 20 anni, 30 anni, non mi toccherà mai, perché poi non è neanche vero. Oppure che il 98% dei positivi non è sintomatico, oppure che il 96%, dico cifre, per cento dei sintomatici se la cura a casa senza tanti problemi. Perché comunque il risultato negli ospedali ce l'abbiamo, abbiamo quasi 1300 pazienti ricoverati e non abbiamo ancora finito. E se porti la mascherina devi metterti in testa, ci dobbiamo mettere in testa che la dobbiamo portare in tutte le occasioni. Io continuo a dire che molti focolai, se non la stragrande maggioranza, nascono da contesti domestici. E poi ricostruiamo la storia, ma sono andato a trovare i miei genitori per il pranzo di Natale, cioè, scusate, per il pranzo della domenica, sono andato a trovare i miei amici perché abbiamo fatto una rimpatriata, i miei zii, mia sorella, mio fratello. Se non sono conviventi, sono dal punto di vista epidemiologico e sanitario degli estranei. Non vivono nella stessa comunità sanitaria nostra. E quindi cosa ci vuole? Che se vado a trovare dei parenti, per quanto stretti siano, non c'è più il cordone ombelicale, ci vuole la mascherina. Perché andiamo magari a creare guai in casa altrui. E quindi non c'è nulla da scandalizzarsi se qualcuno dice si porti la mascherina nelle visite da parenti, perché funziona così. Solo i conviventi possono pensare di vivere in casa senza mascherina. Dopo c'è anche chi propone la mascherina a tutte le ore. Io dico, se non si ha davanti un convivente, bisogna avere la mascherina, per quanto parente stretto sia. Guardate che abbiamo una strage di contact tracing ricostruiti con infezioni domiciliari tra parenti. E l'altra grande quantità di infezioni avviene nelle cene tra amici, nelle cene aziendali. Abbiamo addirittura dei casi di sanitari che si sono infettati a delle cene. Aziendali tra sanitari. Quindi in questa fase bisogna evitare il massimo gli spostamenti, bisogna evitare gli assembramenti, evitare tutto quello che sono occasioni di scambio di virus. Io ho l'obbligo di dirvelo, perché al di là di questa festa, di questo risultato dell'area gialla, il tema è che il virus c'è. E dopo il giallo o si resta sul giallo perché il semaforo si incanta, oppure si passa a rosso. E rosso vuol dire arancione, vuol dire restrizioni, vuol dire che le cose non funzionano. Allora io mi chiedo, che non è che voglio creare allarmismo, ma se vedo uno con la mascherina portata male o col naso fuori dalla mascherina, dico, tu mi stai portando in area rossa, cominciamo magari a porci questa questione. Cioè, le future restrizioni che ci aspettano al guado sono che non si esce più dai territori comunali, dai territori regionali, si chiudono tutti i bar, si chiudono le parrucchiere, i ristoranti. Cioè, se è questo che vogliamo, possiamo fare la festa della liberazione, poi ci arriviamo con velocità estrema. E quindi una preghiera ai veneti, che sono sempre stati persone per bene. E guardate che questa non è una reprimenda, perché la stragrande maggioranza dei veneti porta la mascherina.
Questo è un richiamo ancora ai pochi irriducibili che pensano che sia un'invenzione. Sapete, non lo si può fare, ma una visita alle terapie intensive o alle infettive farebbe bene a qualcuno di questi. Magari va anche fatta senza mascherina, perché così provando un po' il brivido. Cioè, capite cosa voglio dire? Voglio dire che finiamola con negare l'evidenza. Noi siamo in crisi ospedaliera, con 1300 pazienti ricoverati, ne abbiamo ricoverati 81 anche in queste ultime 24 ore, perché il virus c'è. Ne veniamo fuori. Io vorrei che questa comunità ne uscisse a testa alta, ne uscisse con il minor numero di decessi possibile e con il minor numero di danni possibili, perché vi ricordo che il virus lascia anche segni, insufficienza respiratoria, lascia cardiopatie, encefaliti e insufficienze renali. Abbiamo anche delle persone che sono uscite non più proprio con le proprie gambe perché hanno avuto il problema di lesioni spinali date dai coaguli, dai trombi. Insomma, non sto qui a spiegarvi cose cliniche. Quindi partiamo da un buon punto, che siamo in area gialla, cerchiamo di non guadagnarci l'area rossa. Siccome la sanità sta funzionando, diamo una mano alla nostra vita, alla nostra libertà personale e una mano ai nostri operatori del mondo della sanità che oggettivamente hanno già tanto da fare, non hanno bisogno di trovarsi ovviamente situazioni di caos e di assembramento di malati che non sappiamo più dove caricare, perché ogni malato Covid che arriva toglie un letto malato ordinario. Sapete quante persone in queste ore, dopo ve lo dirà l'assessore Lanzarin, quante persone in queste ore ci scrivono: io avevo un intervento chirurgico programmato e non riesco più a sapere quando me lo faranno. Prima leggevo una mail di un signore che dice: io ho un intervento delicato neurochirurgico, se non me lo fanno perderò il lavoro perché ho già i giorni accumulati per essere licenziato. Capite che dietro ad ogni sospensione c'è una tragedia. E questo, quindi veramente io ringrazio i veneti per aver sempre ascoltato le indicazioni e rispettato le regole. Qui adesso ci vuole un lavoro di squadra: mascherina, igiene personale, evitare gli assembramenti. Ci sarà tempo per fare gli accenni con gli amici, con i colleghi di lavoro, ci sarà tempo per fare gli assembramenti, gli spritz in piazza, torneranno tutte queste robe qua. Adesso ci vuole lavorare sodi, e un appello lo faccio ai ragazzi. Lo dicevo prima, no? Quando tu vedi uno senza la mascherina non devi più porti il problema: ma lui non rispetta le regole. Non ti poni più il problema: ma lui si infetta. No, devi porti solo un problema: lui rischia di portarmi in area rossa. Perché guardate, è scientificamente dimostrato che se tutti portassero la mascherina e se tutti rispettassero le regole, non saremmo qui a parlare di aree rosse, di aree arancioni, di aree gialle. Questo deve essere chiaro, perché i nostri medici in ospedale non si sono infettati in maniera importante, l'1,8% perché portavano la mascherina, e quelle infezioni ospedaliere che adesso abbiamo, molte di queste infezioni ospedaliere sono infezioni che provengono da fuori, che hanno anche delle ricostruzioni in alcuni casi. Io vi dico questo: abbiamo avuto una conferenza con il board, diciamo coordinato da Rosi stamattina, poi con tutti i direttori generali. Effettivamente la pressione si sente in molte zone, Padova è una di queste, perché poi Padova ha caricato l'inverosimile. Abbiamo 58 pazienti alle infettive della dottoressa Catalan, abbiamo le subintensive, le semi-intensive, chiamatele come volete, del dottor Vianello, del professor Vianello, che sono state attivate e si va ancora in ampliamento. Abbiamo Schiavonia, che peraltro ha una decina di operatori della chirurgia, tra i quali anche infermieri che dovevamo utilizzare per le terapie intensive, che si sono infettati. Abbiamo sicuramente molti pazienti che arrivano autonomamente ai pronto soccorso, e questo è un altro fenomeno. E qui faccio anche una preghiera di dire a tutti coloro che hanno sintomi, che sono il raffreddore, le linee di febbre, la febbre, il mal di gola, la tosse, piuttosto che perdono l'olfatto e il gusto, di sapere, intanto vi tranquillizzo sul fatto che la stragrande maggioranza di questa patologia, di questi pazienti Covid, riesce a fare, diciamo, la sua cura domiciliare. Cioè non è che sia una malattia che titola direttamente candidi ad entrare in ospedale. Quindi
mettetevi in autoisolamento, col tampone non si arriva in tempo come Speedy Gonzales, ve lo ricordate, no? Dappertutto, perché con questi numeri, con 3.200 contagiati in un giorno, immaginate devono fare almeno 30.000 tamponi solo per cercare i contatti stretti e altro. Però mettersi in autoisolamento, chiamare il medico di base, che già al telefono vi darà le prime indicazioni. E questo è fondamentale. Evitate di andare in pronto soccorso, perché magari, posso dire, se magari avete l'influenza, tornate a casa con il Covid, ma vi può anche accadere qualcosa. Cioè, sono luoghi nei quali c'è un assembramento di persone ammalate, e quindi io eviterei di andare a pronto soccorso. Contattate il vostro medico di base. I medici di base sono, diciamo, rintracciabili al telefono. Abbiamo le USCA eventualmente per fare i tamponi a domicilio su indicazioni dei medici di base. Insomma, c'è una macchina che, per quanto in crisi e sotto stress sia, c'è ancora, funziona. Ovvio che è una macchina che è tirata in questa fase. Del resto, con questi numeri non è che possiamo pensare di cantare vittoria. Quindi pancia a terra a tutti, rispettiamo le regole e facciamo tutti questo lavoro. Noi dobbiamo fare in modo che non ci scatti l'area arancione o rossa, perché sennò si arriva al lockdown. E noi non vogliamo il lockdown, non vogliamo restare chiusi in casa. Io non ho altro da aggiungere, se avete domande, se no. Parola ai giornalisti, sempre nel Papa Michele Nicolussinoro. Poi, ok. Allora, buongiorno. Ciao. Dunque, ieri è stata una giornata di passione. Fino all'ultimo momento sembrava che il Veneto fosse in area arancione, poi il colpo di scena, almeno per la gente comune, voi probabilmente lo sapevate già da un po', il Premier Conte annuncia l'area gialla. Allora, io volevo capire che cosa è successo, qual è stato il nodo del contendere, perché da quello che hanno detto a noi, il nodo del contendere sono stati dei dati che in un primo momento il Veneto sembrava non avesse caricato, in un secondo momento invece sono stati contestati dalle regioni perché ritenuti vecchi di una settimana. Oggi Speranza vince, le regioni hanno poco da far polemica perché nella cabina di regia che valuta questi dati ci sono anche 3 loro rappresentanti, quindi magari se ci spiegate cosa è successo, questa è la prima domanda. La seconda, più rapidamente, volevo capire se le regioni possono ancora, come prima, fare delle ordinanze più restrittive ed eventualmente stabilire delle zone rosse come il Comelico e quali aree del Veneto eventualmente potrebbero rischiare. E la terza, chi deve certificare questi dati che poi sono fondamentali perché in base a questi dati si scelgono le aree. Ecco, no, partirei dalla terza. La certificazione dei dati regionali la fa il Dipartimento della Prevenzione, punto. La seconda domanda, resta in piedi il decreto legge che prevede la possibilità di fare azioni restrittive, e questo è poco ma sicuro. Qualora noi avessimo la necessità di fare dei micro lockdown, come è accaduto per il Comelico, per quei comuni coinvolti, lo si fa, nel senso, ma nell'interesse dei cittadini. Ovvio che non è che lavoriamo con l'ottica di far star qui a fare gli sceriffi, lavoriamo con l'ottica di fare questo percorso assieme ai cittadini. Avremmo avuto se non molte opportunità e occasioni per fare ordinanze. Vi ricordo che io in questo secondo ciclo le ordinanze che ho fatto il recepimento di quello che era previsto dal DPCM con le scuole e qualche indicazione, tipo i ristoranti che possono fornire cibo a coloro che contrattualizzano, tipo gli operai, eccetera. Detto questo, la prima domanda, ieri cosa è accaduto? Beh, intanto sì, è vero che ci sono 3 rappresentanti, però è vero, siccome sono stato io formale estensore di questa proposta l'altra sera, è giusto che ogni regione abbia un momento di confronto con il CTS o con l'ISS o con chi è, direttamente, che ci sia la possibilità, non lo chiamo contraddittorio, ma che ci sia la possibilità di dire: caro signor Regione Veneto, lei giallo ha qualcosa da dire a sua discolpa, ha qualcosa da fornire per dire che il colore ideale per lei è il verde o è l'arancione o quello che è. Questo gliel'ho chiesto, e tanto è vero che è entrato nel documento dei presidenti poi la sera stessa. Detto questo, mi sembra di aver capito che ci siano state delle situazioni nelle quali hanno utilizzato da Roma dati
della settimana che va dal 18 al 25 ottobre. Sì, mi sembra di aver capito che questa sia settimana e che ci siano state delle rimostranze, e secondo me ha ragione, no? Nel senso, nel momento in cui tu valuti, devi valutare su dati freschi. Dall'altro poi, non so, in particolar modo al Veneto è stato chiesto il tempo di presa in carico dei pazienti, ma lì c'è un problema informatico che abbiamo risolto subito. Vi dico che ad esempio noi abbiamo contestato, o meglio segnalato, utilizziamo termini positivi, già giorni fa, per lettera della dottoressa Russo, ad esempio un aspetto che non viene contemplato. Se il numero di positivi pesa e quindi il numero di positivi per tamponi fatti pesa in percentuale sulle valutazioni, è altrettanto vero che tu non me li puoi caricare tutti i positivi solo sui tamponi molecolari, perché il Veneto, che è una situazione unica, dove fa 16.000 tamponi molecolari e ne fa almeno 10.000 se non di più tamponi rapidi, finisce che tutti i positivi che trovi con i tamponi rapidi me li scarichi sui tamponi molecolari e finisce che risulta che abbiamo il palmarès nazionale di numero di positivi su tampone. Ma c'è una spiegazione, perché noi facciamo tanti tamponi e quindi capite che questa concentrazione è solo un fatto matematico ma non epidemiologico, no? Quindi questa è un'altra osservazione. Poi sai, questa storia del Veneto che era in arancione o altre boiate del genere, robe da WhatsApp, come le dico io, no? Da social, a me hanno mandato di tutto, mi hanno mandato addirittura dei documenti riservati da Roma, dove c'è una montagna di puttanate, perché poi noi eravamo sicuri dei dati che avevamo, e per cui se avessi avuto una classificazione diversa avrei interloquito in maniera diversa, nel senso che la situazione sanitaria è sotto controllo. Siamo una regione che fa tanto testing, questo è poco ma sicuro, e quindi questo va a incidere, lasciatemelo dire, anche sull'RT incide questo, perché se tu non vai a cercare i positivi è inevitabile che il tuo RT sia comunque meno pompato. Allora io dico sempre, bisogna stare attenti che la virtuosità non venga penalizzata. Qualcuno ti può dire no, non è virtuosità, è comportarsi bene rispetto a chi non si comporta proprio in maniera virtuosa. Però in generale questa è la storia, non ci sono retroscena, non ci sono accordi, non c'è niente, c'è una situazione così. Ho visto il Presidente del Consiglio in TV, anzi ho letto un'agenzia e ho detto Zaia, scusatemi, il Veneto è zona gialla. Ripeto, niente festa, giù la testa, mascherina e via, perché noi dobbiamo venirne fuori senza farci male. Questo mica è il tutto, non c'è nulla di più. Sì, siamo rimasti un attimo così, anche perché è sembrato impossibile, per esempio, che nel giro di 24 ore 11 comuni dell'Alto Adige passino da zona rossa a zona gialla, quindi non si capiva su quali dati fossero basate queste scelte. Ecco. Guarda, non te lo so dire. Non te lo so dire, oggi ho detto in conferenza dei presidenti, anche qui, è vero che abbiamo i rappresentanti, ve l'ho detto prima, però è pur vero che davanti a una scelta così importante, il one to one, il contraddittorio con... No, io non dico con il governatore, che secondo me ci vorrebbe, ma quantomeno col servizio di dipartimento prevenzione della regione, tra tecnici dovrebbe esserci. Cioè non è che i 3 rappresentanti che magari sono del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, dico una cretinata, possono star lì a difendere le questioni della Calabria o della Val d'Aosta non conoscendo a fondo poi le partite, perché poi, come ho detto stamattina in conferenza dei presidenti, perché ho fatto anche la conferenza dei presidenti stamattina, cioè è come valutare la salute di un'azienda leggendo semplicemente il bilancio, cioè tu devi capire che dinamiche ha, l'imprenditore com'è, i mercati, nel bilancio non c'è scritto queste robe, non ci sono scritte, per cui questo è quello che è accaduto. Va affinato il sistema. Di certo noi come Presidente della Regione dobbiamo chiedere che intanto ci sia il contraddittorio, che i dati siano solidi, condivisi, anche perché la ricaduta, ragazzi, non è una ricaduta al poco. Cioè il Veneto in area arancione è già un Veneto che mette in discussione fortemente il suo PIL. Lasciamo perdere l'aspetto sanitario che viene sempre prima di tutto, attenzione che non voglio essere frainteso, ma da arancione
a giallo vuol già dire un PIL che va giù. Non vi dico se passiamo a rosso, perché vuol dire che esci di casa solo se hai validi motivi, cioè ci puoi uscire solo per andare a lavorare e per fatti sanitari o motivi inderogabili. Prego. Allora ci sono molti colleghi prenotati, la prima è Cristina Giacomuzzo. Grazie. Presidente, allora potrebbe chiarire anche meglio, o toglierci proprio il dubbio. Secondo indiscrezione di stampa, il Veneto potrebbe cambiare già oggi la posizione da giallo a arancione. A verde addirittura. Guardate, discrezione di stampa, guardate, noi dobbiamo leggere la Gazzetta Ufficiale, scusatemi, nel senso che indiscrezioni se ne dicono tutte le ore. Certo è che la situazione è che hai il Covid e se cresce non è che va, cioè puoi andare indietro, in giù come a colori, ma va in su, nel senso che bisogna evitare di andare a incrementare il numero dei contagiati. Questa è la vera sfida, perché noi con gli ospedali la situazione ce l'abbiamo sotto controllo, tanto è vero che penso che immagino l'Istituto Superiore della Sanità possa solo che confermare la situazione sanitaria del Veneto ospedaliera è oggi assolutamente sotto controllo. In difficoltà, in tensione, ma sotto controllo. E ogni quanto ci si può aspettare questo rinnovamento di ordinanza ma guardate, della sanità? Parliamo di un caso estremo. La situazione precipita, immagino che non serva aspettare 10 giorni, 15 giorni per modificare. Una situazione migliora e immagino che l'area rossa scompara velocemente, per cui non ci sono poi delle regole. Mi sembra di aver capito che per le aree rosse calcolano una settimana e per le altre staremo a vedere, però 15 giorni. Però guardate, fondamentale è che noi portiamo la mascherina, osserviamo le regole se vogliamo restarne fuori da questo casino. Per quanto riguarda invece l'ultima domanda, il tracciamento dei contatti, ieri ha proposto l'idea di inserire i veterinari nella squadra per fare tamponi. I veterinari dicono non possiamo perché altrimenti rischiamo una denuncia, perché non possiamo mettere le mani sugli umani. Si può in qualche modo bypassare questo e perché non avete pensato ai dentisti, per esempio? Guardatelo, andiamo piano. Adesso, allora, si sta ragionando anche a livello nazionale di fare corsi veloci per mettere in condizione anche gli OS di fare tamponi. Noi il tavolo con i veterinari lo apriamo, non mi risulta che tutti i veterinari abbiano detto questa cosa, alcuni hanno sollevato questo problema. Prego. Sul microfono, per favore. I pubblici sono 330 e i privati sono 2450. Ci fa piacere che i pubblici si siano preoccupati del fatto che non possono mettere le mani sugli umani, però noi l'incontro lo facciamo coinvolgendo anche i farmacisti e anche i dentisti, gli odontoiatri, e cercheremo di capire, nessuno è lì col fucile puntato, però a me sembra anche strano che davanti a un'emergenza c'è Gramellini oggi sul Corriere della Sera che dice Churchill ha requisito anche tutte le piccole imbarcazioni private quando c'è stato il momento di fare la guerra, no? Voglio ricordarvi, siccome qua la memoria umana è sempre molto là. Prego? L'evacuazione di Dunkerque. Lo storico ci serve. L'evacuazione di Dunkerque, no? Ecco, grazie a Filippo Tosato. E dicevo, voglio ricordare, cioè la fotostoria, se avesse fatto veterinaria ci avrebbe detto altre robe. E voglio anche però ricordare tutta questa gente che si indigna che noi siamo chiamati a risolvere i problemi e stiamo pensando che se avessimo in ogni comune, in ogni paese un punto tamponi e per assurdo, guardate un sogno, potesse essere aperto un'ora la mattina, un'ora la sera, dove tu sai che hai un volontario o qualcuno che va lì e fa tamponi, capite che ne facciamo una montagna di tamponi. Perché se sono 2.450 veterinari, 3.500 medici fa 6.000, sommo, mettete altri 1.000 odontoiatri e farmacisti, siamo a 7.000 persone, ne facessero anche 5 al giorno di tamponi, sono 35.000 tamponi al giorno, noi oggi ne facciamo 30.000. Sarebbe un servizio al cittadino e saremmo con un network da paura.
È un sogno, probabile resti un sogno, io ho l'obbligo di provarci. E vi dicevo, la memoria labile perché nessuno si ricorda che le stesse polemiche le ho sentite a marzo, quando non si trovavano respiratori. Vi ricordo, lì siamo andati nottetempo a comprarcene un camion in Svizzera. Ci abbiamo messo 15 giorni a far arrivare il camion, lo fermavano in continuazione sto camion, però sono arrivati. Abbiamo fatto il censimento di tutti i respiratori delle cliniche veterinarie. Apriti cielo. Ma scusate, il respiratore è un respiratore, non è che nasce per il cavallo, per la vacca o per quello che è. Avrà i device diversi, ma la macchina è quella. E non c'è nulla da scandalizzarsi. Guardate che fra l'altro i veterinari fanno i tamponi, vorrei ricordarvi. Li fanno perché è una metodologia diagnostica. E comunque c'è sempre il tema del tutorial, il tema della formazione, per carità. Ma da qui a dire delle denunce o di altro, normativamente ci pensiamo noi a dare coperture se questo è il problema. Non è questo il problema, ho l'impressione che non sia questo il problema, perché se davanti a una proposta, lasciatemelo dire, che tende a risolvere un problema sanitario ai cittadini, l'unica osservazione è si denunciano se tocchiamo un umano, capito che se in guerra stiamo lì a guardare chi ha le doppie punte, la perdiamo sempre noi a guerra. Prego? Sembrava un po' Bersani questa battuta. Sembrava? Sembrava un po' una delle battute di Bersani. Ah no, guarda, io non seguo Bersani. Allora Mi avrà copiato. se Cristina Giacomuzzo ha finito, tocca a Filippo. Ecco, mi interessa dire, se poi si guardano il video, si fanno le seghe mentali, perché Zaia, nessuna contrapposizione con nessuno, nessuna obbligatorietà. Però noi abbiamo l'obbligo davanti al popolo di aver dimostrato fino in fondo che le abbiamo provate tutte. Ragazzi, se domani mattina comincia ad andarci sulla punta e cominciamo ad avere 7, 8, 9, 10.000 contagiati al giorno, cosa facciamo con questa macchina dei tamponi? Nulla facciamo, perché noi arriviamo fin là. E ora ci venite a dire che sarebbe bene arruolare anche il rigattiere formandolo, che va bene, poi a fare tamponi, poi va a finire così, perché poi è una manovra. Anzi, guardate, ringrazio, questo lo voglio dire, tutti quelli che si sono messi a disposizione volontariamente, perché noi abbiamo gente che chiama e si mette a disposizione, abbiamo lì cittadini che ci chiedono: ma se fate la formazione, li posso fare anch'io i tamponi? Voi direte: ma che banalità, che mostruosità, però almeno c'è buon cuore. Ma ci sono anche medici in pensione, anche stamattina, che ci hanno chiamato dicendo: datemi un posto, vado io a fare tamponi. Allora, o siamo in emergenza o non siamo in emergenza. Se siamo in emergenza ci vogliono misure emergenziali. Filippo Tosato. Presidente, io vorrei tornare un attimo sulla giornata di ieri. E vorrei capire due cose. Una è proprio una questione tecnica. I dati del Veneto, in base ai quali l'Istituto Superiore di Sanità e poi il Governo ha classificato la nostra regione in giallo, a quale periodo si riferiscono? Beh, l'ultimo. Sono, da quello che sappiamo noi attuali, ci hanno chiesto solo un dato, il coefficiente 1.1, che è il tempo di presa in carico del paziente, che era da aggiornare, e so che la dottoressa Russo si è prodigata, perché c'è sempre un problema informatico e poi tutti questi dati vengono mandati in via digitale informatica e qualcosa a volte non arriva. Volevo dire, dal punto di vista temporale, sono i dati dell'ultima settimana? A noi risulta di sì, però ripeto, noi non abbiamo avuto interlocuzioni sui dati e altro, ci hanno chiesto questo dato, punto. Poi magari scopriremo che hanno fatto un calcolo con dati meno recenti, ma a noi risulta di averli sempre mandati i dati, per cui ce li avevano, non so poi se avevano avuto difficoltà ad elaborarli, questo è un altro discorso. Ecco, a questo proposito oggi alcuni siti dicono che sarebbe, voci incontrollabili però gliele riporto, sarebbe imminente una rivalutazione della situazione del Veneto e della Liguria, ovvero due regioni che ieri, secondo le leggende circolate, erano in bilico tra il giallo. Lo dovete chiedere a questi siti, perché io non ne so nulla di sta roba, ma sul serio non ne so nulla.
Ecco, la domanda invece proprio forse più di sostanza è questa. Ieri si è avuto, le chiedo un commento e una testimonianza su questo. Ieri si è avuto l'impressione che in questo tiro alla fune che è durato per l'intera giornata, con notizie smentite, con sciocchezze di ogni genere circolate, ci sia stato però anche un confronto non solo sui dati sanitari, ma anche una sorta di confronto politico in cui ogni regione ha fatto valere il proprio peso, il proprio prestigio. Da parte sua no. Le dico questo. No, perché quello che volevo dire l'ho detto ufficialmente, appunto, cioè non ho passato la giornata a fare incontri, video, cioè, assolutamente no. Le dico questo perché poi nella vulgata circolata, che circola anche oggi per la verità, succede che il Piemonte dica ma come noi siamo in rosso e la Campania che è messa peggio di noi è in giallo. Succede che altre regioni dicono qua ci sono stati 2 pesi e 2 misure. È contato magari il peso specifico, il prestigio, l'appartenenza del governatore rispetto alla lettura asettica dei dati. Perché sia così avrei dovuto fare telefonate, brigare, ma non, ripeto, la mia giornata e i miei contatti di ieri sono stati quelli di tutti i giorni. Ho sentito qualche collega, questo sì, ma perché chiedevano informazioni anche loro, cioè nessuno sapeva nulla, cioè, lo potete chiedere a Federica, lo potete chiedere a Emiliano, lo potete chiedere... Non ho disturbato ieri Bonaccini, che è il nostro coordinatore, insomma sapete che è in modalità Covid, per cui abbiamo evitato di stressarlo anche ieri. Avrei una domanda per l'assessore Bottacini. Poi vi lascio io poi. Ok, allora proseguiamo con i prenotati. Angela Pederiva, poi Marchiori, Colombo e Prigioni. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno su temi già toccati dai colleghi, ma per fugare gli ultimi dubbi rimasti. Quindi ad oggi il Veneto non ha in mano un verbale, tra virgolette, che dice la pagella è arrivata a questo giudizio sulla base di queste prestazioni. No. Quindi non si può giustificare il perché, appunto, per esempio la Campania già citata sia nella stessa fascia, avendo notoriamente dati peggiori, peraltro riconosciuti dallo stesso governatore De Luca. Non ve lo so dire. Ok. Poi ho citato il problema informatico, le chiedo un chiarimento. Siccome appunto una delle indiscrezioni è che le regioni abbiano minacciato, se non addirittura attuato, un ritardo nella comunicazione dei dati o l'abbiano messo, da parte vostra Io no. non sono a conoscenza che qualcuno lo abbia fatto. L'ho letto anch'io, ma adesso è chiaro che noi i dati, guardate, come facciamo con la Corte dei Conti, sono assolutamente a disposizione, non abbiamo nulla da nascondere, sono segreti di Pulcinella sti qui. Che si diceva che alle 20:20 con Conte in conferenza stampa il Veneto non avesse ancora comunicato. È per il problema informatico, intendo, che non li aveva ancora comunicati? No, perché l'unico dato, posso dare la mia parola d'onore, che ci è stato chiesto è l'1.1, il parametro 1.1, e ho parlato direttamente con il presidente Brusaferro, che mi sono comportato e gli ho detto guardi, noi abbiamo questo dato, no, lui ha detto mi rendo conto che è un tema informatico, e tanto è vero che poi l'ho messo in contatto con la dottoressa Russo che ha risolto il problema. D'accordo. Ma sapevamo di avere questo problema informatico. Dovuto al sovraccarico dei dati in questo senso? Ma sì, ma guardate, poi capite che questi sono interfacce digitali che devono dialogare tra loro. È sempre un casino questi computer, no? L'ultima cosa invece non c'entra con le polemiche di ieri, ma con la gestione del filtro dei pronto soccorso, perché ci arrivano, come lei citava prima, diverse testimonianze, soprattutto dal Padovano, ma non solo, della difficoltà a trovare posti per i ricoveri. Poi effettivamente si trovano, ma ci sono, mi perdono l'espressione, lunghi mercanteggiamenti con vari primari in giro perché tendono a non ricevere subito i malati da accogliere. Sarebbe pensabile che il pronto soccorso da attivare fossero solo a questo punto quelli dei Covid Hospital, per evitare di mettere in croce un pronto soccorso di un altro ospedale che comunque non può ricoverare poi il malato Covid, anche se per altre patologie. Guardi, questo sarebbe la modalità giapponese, no? Cioè, a Tokyo tu se hai la febbre, a parte il fatto che ci vai dopo 4 giorni che ce l'hai la febbre, ma puoi andare solo in quell'ospedale
E quando uno dice Tokyo, rendetevi conto che Tokyo è grande, quindi per noi significa veramente un'area metropolitana che coinvolge 3 province minimo del centro del Veneto, no? La parte centrale del Veneto. Noi dobbiamo garantire l'accesso e l'ultimo miglio a tutti, non è che possiamo dire tu hai la febbre, ti fai 30 km, 20 km per trovare qualcuno che ti assista. La verità è un'altra, che questo, stare in attesa in un ambiente protetto, seguito, cioè non è che stiamo parlando di uno aspetta in macchina su un piazzale, perché poi bisogna dire anche come funziona, è determinato dal fatto che noi abbiamo fatto come scelta fino ad oggi, ma non oltre, di chiudere e, come si può dire, colonizzare pian piano i Covid center, ma è ovvio, poi ve lo dirà l'assessore, adesso dobbiamo provvedere a chiusure importanti di servizi di Covid center, chiusure di attività ordinarie per passare direttamente a liberare, perché qual è il problema? Non è tanto il problema del letto, il problema è che se ho il reparto di medicina ordinario aperto, quegli infermieri che potrei dedicare alle infettive e altro sono bloccati lì, quindi è tutto un concatenarsi è un domino, no? Quindi il domino per farlo partire bene bisogna chiudere reparti interi, ed è esattamente, se ricordate quella volta la Schiavonia fu chiuso subito tutto, noi in 5 giorni svuotammo Schiavonia e poi diventò il grande polmone per il Padovano. Padova ha questo tema. Poi ci sono delle province più in sofferenza, sono Padova, Verona, Belluno, altre invece che sono più in ossigeno, penso al veneziano, penso al trevigiano, penso al trevigiano. Peraltro a Treviso c'è stato un problema di Covid a San Camillo, che è l'ospedale Covid, e quindi mancano degli operatori, anche lì si va avanti un po' a scartamento ridotto nell'attesa che rientrino gli operatori. Prego. Allora proseguiamo con Ilaria Marchiori. Sì, Presidente, buongiorno. Alcuni chiarimenti che arrivano da più fronti. Il primo riguarda la formazione professionale, perché le attività di alternanza scuola-lavoro sono tra le poche attività didattiche che il DPCM consente. Allora, lo stage non è permesso nei laboratori, sì, eppure lo stage è laboratorio più lavoro. Dunque, perché non è permesso questo? E in tal senso, visto che la formazione professionale di competenza regionale può fare qualcosa per poter far sì che questi ragazzi possano partecipare anche ai corsi abilitanti, perché poi perderebbero anche tempo, mesi di lavoro e quant'altro? Questo è un tema che stiamo affrontando, l'abbiamo ben chiaro. Ovvio che nasce dal DPCM che prevede tutta una serie di limitazioni. Ok, quindi lo affronterete e troverete una soluzione. Speriamo di trovare una soluzione. Ok, un'altra questione invece mi arriva da Vicenza, però comunque è generale. Gli ambulanti dei mercati nel fine settimana come si comportano? Lavorano, non lavorano? Sono aperti i mercati. Quindi, A me dice che siano aperti, non c'è problema. mi chiedevano nel fine settimana nello specifico. È nell'arancione, nel fine settimana i centri commerciali sono chiusi dalle 5 del pomeriggio, questa è la norma. Ok. Sì, i centri commerciali sono chiusi il fine settimana. Ok, quindi i mercati invece rimangono aperti, gli ambulanti dei Non c'è mercati. niente nell'area nel DPCM. Infatti per quello chiedevano. Noi invece abbiamo, ricordo che nell'area che vale per tutta Italia, abbiamo il discorso del coprifuoco, chiamiamolo così, così ci capiamo, delle ore 22, quindi dalle 22 chi è per strada, se non ha un valido motivo lavorativo di sanità o di emergenza, è multabile. Presidente, scusi, un altro dubbio per quanto riguarda i trasporti al 50%. Come vengono stabiliti? Perché il pendolare come fa a sapere se quella mattina potrà salire a bordo oppure no? Guardate, i trasporti devono essere dimensionati affinché il pendolare non sia in difficoltà. In questo momento non c'è problema. Considerate che il 50% è la carta di circolazione. E quindi, però anche qui ricordo che se si tornasse a regime avremmo problemi di trasporti. Se tutti uscissero, se tornassero le scuole al 100% in didattica in presenza e non avessimo le restrizioni dello smart working, i trasporti per la disponibilità di mezzi che c'è sul mercato non riescono a tenere.
Ok, l'ultima domanda, non so se sia al corrente della denuncia del sindacato dei vigili del fuoco che dicono dobbiamo pagare di tasca nostra i tamponi se vogliamo essere monitorati per l'infezione da Covid e dicono che loro, essendo comunque una forza di polizia, una forza pubblica, questo non sia corretto. Dipende dal Ministero degli Interni, non siamo noi, cioè nel senso che ci sono tante forze di polizia, finché si fanno progetti sperimentali o dobbiamo garantire per legge alcuni monitoraggi, ok, ma non è che noi possiamo garantire la priorità dei tamponi a delle forze a scapito di altre, qua deve essere il Ministero che stabilisce questo. Cioè, con tutto il rispetto, i vigili del fuoco fanno un lavoro eccezionale, però mettetevi nei panni della commessa del supermercato piuttosto che di altre persone che fanno un lavoro che è esposto tantissimo con il contatto con le persone. Cioè, tutti hanno quest'ansia, però nel momento in cui si fa il tampone stile medici e operatori sanitari, tu lo devi fare con un piano di sanità pubblica, non è che lo puoi fare ogni tanto così perché loro hanno ragione di porre la questione, ma il loro interlocutore è il Ministero. Grazie. Prego. Proseguiamo con Maurizio Colombo. Sì, salve Presidente. Io mi riferisco a un argomento già trattato in parte da lei e anche dai colleghi, già toccato, cioè la situazione nell'ULSS Euganea, perché ci pervengono delle segnalazioni anche da parte della Croce Verde, che opera soprattutto nel Padovano, di pazienti non Covid che vengono trasportati addirittura in provincia di Venezia, in particolare a Mestre, perché nelle strutture del territorio i posti letto per queste tipologie di pazienti cominciano a scarseggiare. Ecco, un aggiornamento da parte sua oppure dell'assessore. Grazie. È quello che sta accadendo sporadicamente e sono casi eccezionali. Se si incrementa e andiamo verso i 2000 pazienti ricoverati, l'abbiamo già visto questo scenario a marzo-aprile, allora a quel punto tu sai che non trovi tanti posti letto a disposizione. E finalmente qualcuno di scettico capirà perché parliamo di Covid, no? Cioè, oggi possiamo permetterci di lasciare in strada 1300 pazienti dicendo che il Covid non esiste? No. Anzi, sono più 1300 perché sono esattamente, per essere proprio precisi ad oggi, sono 1274, 1374, 1444 sono in totale ricoverati tra terapie intensive e aree non critiche. La lista dei prenotati prevede adesso Antonella Prigioni, poi di nuovo Michela Nicolosi Moro e Ilaria Marchiori. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Alla luce dell'andamento stabilito dall'algoritmo che prevede il picco per il 15 novembre, per il 15 novembre potremmo avere dei parametri tali per cui c'è il rischio di un salto di fascia? Guardate, non dipende dal fatto che noi abbiamo il picco, no? Il problema è la gestione del sistema, la gestione ospedaliera, perché se tu hai invece che 170 come oggi in terapia intensiva ne hai 1700, ma la gestione sanitaria che permette di dimostrare efficienza, tu non hai un problema di salto di fascia. Cioè non è il numero puro, è la qualità del processo che viene valutata e pesa moltissimo l'aspetto dell'RCT e quindi pesa moltissimo la diffusione del contagio. Per questo l'appello lo faccio ai cittadini, perché se passiamo di fascia è perché non controlliamo bene le nostre come si può dire, le nostre abitudini, no? Il distanziamento sociale che dobbiamo fare, la mascherina e quant'altro. Grazie. Prego. Nicolosi Moro. Allora, sarò rapidissima, visto che il modo del compondere era il tempo di presa in carico del paziente, devo capire qual è, e la seconda cosa molto veloce, se avete nuovi dati su quanti sanitari hanno preso il Covid. Insomma. Ma sul contagi avevamo la tabellina, ma te la diamo se vuoi in giornata. E non conosco il tempo, bisogna chiederlo alla dottoressa Russo. No? Sì, ve lo diamo. Se ve lo potete segnare, il tempo di presa in carico del paziente, dottoressa Russo,
e poi il tema della tabellina dei medici infettati, dei sanitari infettati. Sì, non è alto, però come si è mossa la curva da ottobre per la popolazione, si è mossa timidamente, però l'aspetto, fra virgolette, positivo, non è mai positivo, che molte storie sono storie di cluster, di contagi extraospedalieri. Marchiori. Sì, Presidente, mi scusi, volevo capire se ci sono novità per quanto riguarda l'esecuzione dei tamponi dei pediatri di libera scelta, come sono messi, e se utilizzeranno anche i cosiddetti tamponi baby. Si sta operando con la dottoressa Ghiotto per chiudere anche con loro la trattativa, che è parallela e uguale a quella dei pediatri e dei medici di base. Il tampone baby è il tampone che si può utilizzare al momento solo con la macchinetta. La macchinetta, cioè con l'intelligenza artificiale, questa macchinetta poco più grande di un telefonino, che ha una sorta di smart card con un circuito, ci mette una goccia di prelevato, no? Definiamolo così, e quindi fa l'analisi. E quindi quello è il tampone baby che utilizziamo per le scuole. Ecco, avendo la necessità di avere il dispositivo per fare il tampone baby, immagino proprio di no, faranno il tampone rapido. Osservate Garigoli sta definendo, peraltro ancora una volta abbiamo ragione noi, da una roba artigianale fatta da soli, adesso cominciano ad esserci le multinazionali che ci propongono i test fai da te in autosomministrazione. Quindi come è accaduto con i tamponi rapidi, che all'inizio c'era solo la Corea 5 mesi fa, adesso sono 20 multinazionali che li piazzano sul mercato, così sta accadendo anche per cioè voi capite, qualora avessimo un tampone in autosomministrazione valido, al di là di tutti i ragionamenti, io li condivido tutti, del contact tracing, di capire che li ha fatti, eccetera, ma se partiamo dal senso civico delle persone, che ognuno di noi si fa il tampone da solo e dice sì, c'ho il Covid, sto a casa, e avviso il medico, abbiamo risolto il problema. Se partiamo dal presupposto che tutti fanno in modo di non essere civili, allora io non condivido questa visione. Se qualcuno pensa sia così, allora dobbiamo giocare sempre a guardare i ladri. Però il tampone rapido sarà, perché comunque è scritto nell'accordo, nel CN, si parla di test antigenici e quindi oggi è test antigenico un tampone rapido. Sì, che poi c'è di dar curi, oltretutto. E quanto potrebbe volerci per concludere con i pediatri? Ora, perché penso che la dottoressa Ghiotto chiuda la volta di domani, da quello che ho capito. Abbiamo pronto l'accordo, lo stiamo sottoponendo e poi convocheremo il comitato come previsto normativamente, quindi un paio di giorni per chiudere quel comitato, forse anche domani potremo convocare il comitato, adesso non so se sta muovendo la dottoressa Ghiotto su questo. Grazie. Prego. Bene, se non ci sono altre domande Per gli assessori, sia Bottacin che Vanzarin. Ecco, gli assessori. Che inizia? Posso avere una domanda preliminare per l'assessore Bottacin, poi immagino che l'assessore Lanzarin debba illustrarsi. Sì. Assessore, buongiorno. Parliamo tanto per cambiare dell'algoritmo. E allora la Presidente Zaia ci ha detto che sempre con tutte le cautele del caso, trattandosi di un modello previsionale, c'è questa ipotesi di toccare, se ho ben capito, un volume di ricoveri in terapia intensiva tra i 250 e i 300 nel picco che potrebbe essere collocato a metà novembre. Le chiedevo se il modello fornisce anche una previsione circa i ricoveri complessivi, quindi anche quelli in area non critica. Grazie. Ma diciamo che il rapporto, lo avete visto con questa ondata, fra i ricoveri in terapia non intensiva, cioè in area non critica rispetto a quelli in area critica, il rapporto è 1:8 circa, 1:9. E quindi fate presto a fare il conto, 300 lo moltiplicate per 8, che sono 2400.
Grazie, può dirci qualche altro tema? Ma non parlo di numeretti, ma insomma, siccome lei ci lavora ogni giorno, lo aggiorna. Sapete, io faccio solo questo. Stamattina sono stato annuale con i volontari della protezione civile, stiamo riaprendo un ospedale, cioè non è che sto tutti i giorni davanti alla tabellina. Ieri ho fatto la commissione ambiente, ho fatto videoconferenza, cioè, ho anche altre deleghe. Non è che sto davanti all'algoritmo. Non volevo sminuirla. No, dico, cioè, lo guardo e lo seguo, ma Sappiamo che lei è un uomo multiforme, non so. No, ma al di là delle battute, insomma, la sensazione che ha rapportata all'andamento della... Perché insisto sull'algoritmo? Perché tante persone chiedono, telefonano, scrivono, sto modello sembra che sia un punto di riferimento. Lui è stato nella prima ondata. Le sue sensazioni in questa seconda ondata? Circa insomma, l'andamento e le conferme che magari può avere giorno per giorno. Allora, io posso confermare, vi avevo, non so, mi pare forse una settimana fa, 10 giorni fa, vi ho fatto vedere il confronto che mi sembra interessante fra la curva, sia per quanto riguarda le terapie intensive che l'area non critica, fra l'andamento delle curve di marzo e di oggi. Sostanzialmente rimane simile la questione, nel senso che per entrambe le curve la velocità di incremento è più bassa in questa ondata rispetto a quella di marzo. Vediamo che il rapporto fra degenti in area non critica e in area critica è cambiato, nel senso che questa volta ci sono più pazienti in area non critica rispetto alla terapia intensiva. Prima ho detto 1 a 8, questa primavera invece era diverso, 1 a 5, anche 1 a 4 c'è stato un periodo, quindi in quel momento la terapia intensiva, diciamo, era la prima cosa che andava in crisi. Adesso siamo concentrati molto anche sui posti letto delle terapie non intensive, ovviamente senza tralasciare le terapie intensive. Questo anche in considerazione del fatto che in primavera c'era il lockdown e quindi oltre ai 170-168, mi pare siano adesso, i posti occupati in terapia intensiva per il Covid, noi abbiamo, ieri erano 267, 300, non lo so, comunque prima il Presidente ha detto che siamo arrivati anche intorno ai 200 durante il lockdown per i pazienti non Covid. Oggi presumibilmente sarà difficile arrivare a quel numero, perché anche riducendo alcune attività programmate, gli infortuni sul lavoro e gli incidenti stradali non si ridurranno come si sono ridotti durante il lockdown, ovviamente, perché se molte persone non lavoravano e molte persone non andavano in giro in auto, ovviamente abbiamo rilevato che c'è stata una riduzione di ingressi in terapia intensiva dovuti a politraumi per incidenti stradali e per infortuni sul lavoro. Oggi non c'è il lockdown e quindi quella contrazione che si era registrata per i pazienti non Covid in terapia intensiva non sarà attendibile, insomma, ecco, quindi dobbiamo avere un margine un po' più ampio in quei posti là, insomma, ci aspettiamo di non arrivare a quel numero così basso come eravamo arrivati in primavera. Grazie. Michele Vivosimoro per l'assessore Botticini. Assessore, mi scusi, mi spiega meglio la riapertura dell'ospedale di Noale? No, non è una riapertura di ospedale. Noi durante la fase primaverile abbiamo fatto un piano di sanità pubblica che prevedeva la destinazione di alcuni posti letto a pazienti Covid. E questo ha fatto sì che siano stati individuati 10 o 11, non ricordo, ospedali da destinare a pazienti Covid integralmente, e i famosi Vittorio Veneto, Jesolo, eccetera, ecco 10, 11, poi sì, Belluno non era integralmente destinato ai pazienti Covid, no?
Ovviamente come ultima possibilità, no, come abbiamo presentato questa volta 4 fasce, no, la situazione più tranquilla, poi quella un po' più complicata, 5 fasce scusate, quella un po' andando a crescere, ovviamente vengono attivati posti letto per i pazienti Covid in più. Come ultimissima ratio, ma non per i pazienti Covid in terapia, abbiamo fatto una valutazione sulle possibilità di ospitare persone, ripeto, non pazienti Covid che in questo momento nella stragrande maggioranza dei casi presentano sintomi importanti. Cioè anche questo va detto, perché a volte vedo e dicono ma ricoverano tutti anche con raffreddore. Non è così, perché abbiamo i dati anche su questo, sulla situazione dei pazienti. Quelli che sono ricoverati, nella stragrande maggioranza dei casi, anche in terapia non intensiva, hanno problemi respiratori. Cioè, ecco, quindi non per questi pazienti, ma comunque ci siamo dati un polmone riattivando i posti letto. In questo momento sono tutti, come dire, apribili, utilizzabili, ma sono chiusi. 5 ospedali, ex ospedali, come strutture, ripeto, non ospedaliere, ma utilizzabili per i posti letto che hanno. Voi sapete che uno è stato utilizzato, fra l'altro, a seguito dell'incendio che ha distrutto una RSA in provincia di Verona, per il ricovero degli ospiti di quella RSA, e nella valutazione, mentre noi ci occupiamo sempre della situazione peggiore, della situazione più estrema, non lasciando niente al caso, abbiamo anche pensato di andare a vedere se ci sono altre strutture. Le avevamo già individuata anche questa primavera e quindi stiamo ripulendo un'ala dell'ospedale di Noale. Però, ripeto, non vi è la previsione di utilizzarla per pazienti Covid, perché per i pazienti Covid si segue quel piano che abbiamo detto, e cioè i famosi 10-11 ospedali per pazienti Covid, poi gli ospedali HUB e SPOC che si occupano, insomma, quello che sapete, il piano che è stato presentato con le attivazioni partendo dalla fascia più bassa fino ad arrivare alla quinta fascia, per un totale mi pare di 6.000 posti letto da destinare circa per i pazienti Covid, che però vanno non in queste 5-6 strutture, ma negli ospedali convenzionali, concentrati sicuramente, riempiendo tutti gli ospedali Covid, più anche le altre strutture, qualora si andasse nello scenario peggiore in assoluto. Ma quindi assessore, noi parliamo degli ospedali Valdobbiadene, Monselli? Sì. Ah, ok, perfetto. Sì. Dove potrebbero andare pazienti a bassa intensità, ma sempre Covid, o pazienti ordinari? Non c'è un piano oggi, cioè noi li abbiamo ripuliti, abbiamo messo, cioè ci sono questi posti 700, però sono l'estrema ratio, perché vi ricordo che oltre i 6.000 posti che si citavano nella fase 5 ci sono anche, prima vengono le strutture intermedie, quindi abbiamo altri 1.500 posti di strutture intermedie. Siamo stati bravi nella prima fase, abbiamo continuato in questa fase, quindi essendoci una struttura in meno, quella di Zevio, perché con il fatto che la RSA del Veredo d'Adige è andata a fuoco, abbiamo ospitato gli anziani che hanno la struttura di Zevio, abbiamo recuperato dei posti a Noale, recuperando quindi un padiglione, però con queste finalità, quindi per il momento questi non abbiamo una definizione di quali pazienti potrebbero andare dentro, perché per noi sono proprio l'ultima ratio. Ho capito. E quanti posti sono nel nuovo padiglione di Noale? Adesso stiamo vedendo, sono stato questa mattina in sopralluogo, ci sono 5 piani e stiamo intanto verificando gli aspetti impiantistici, sono già stati sistemati gli ascensori, stiamo verificando gli impianti appunto elettrici e l'ossigeno, insomma i gas tecnici e gli impianti idraulici, e poi in base appunto allo stato dell'acqua, riscaldamento eccetera, e poi dopo stiamo verificando anche quanti posti letto potrebbero starci dentro fisicamente, stiamo facendo le valutazioni, insomma, ecco. Comunque sono il padiglione di 5 piani, il piano terra non è utilizzabile, nel senso che era la mensa e le cucine, insomma
Ok, grazie. Se non ci sono altre domande per l'assessore Bottacin, toccherebbe l'assessore Lazzarini. Allora, io vedo solo alcune, siccome eravamo rimasti nei giorni scorsi rispetto al piano di attivazione degli ospedali Covid, no? Allora, noi abbiamo attivato gli ospedali Covid, gli 11 ospedali Covid progressivamente. Il primo che è partito è stato quello di Villafranca, perché già sabato c'era una situazione un po' più di pressing su Verona e quindi abbiamo attivato Villafranca subito, attivazione completa. Gli altri sono partiti tutti, erano già in attivazione, con una lettera che è stata formalizzata lunedì a tutte le varie direzioni generali e sanitarie. La lettera era accompagnata anche del documento che è uscito dal CTS regionale, che prevede quindi, con l'attivazione dei Covid Hospital, degli 11 Covid Hospital, tutta una serie di riduzioni modulari delle attività, e siamo in questa fase. Le riduzioni modulari delle attività prevedono appunto che all'interno di questi Covid Hospital siano mantenute le attività, ove possibile, di punto nascita. Dico già che Villafranca andava nella direzione di chiusura invece del punto nascita, rispetto invece, non so, Schiavonia a Sant'Orso, perché essendoci dei problemi di personale, quindi volendo recuperare anche la guardia anestesista, quindi andavamo in questa direzione. Quindi mantenendo il punto nascita, che hanno punto nasciti con percorsi separati e quindi non c'è commistione tra i vari percorsi. Le attività chiaramente di dialisi, le attività oncologiche e le attività psichiatriche dove ci sono. Penso a Schiavonia piuttosto che anche a Sant'Orto, eccetera, che c'è il reparto psichiatrico, proprio perché lì, insomma, l'impatto sarebbe troppo importante, insomma. Per il resto, quindi, gli ospedali sono già in questa modalità, e contemporaneamente abbiamo anche, nello stesso documento è stato detto, come nella prima fase, di gradualmente sospendere anche l'attività specialistica non urgente, non in emergenza e urgenza, ossia garantiamo le prestazioni, quelle con a 24 ore e a 10 giorni, mentre c'è una progressiva sospensione, graduale sospensione delle attività, quelle specialistiche ambulatoriali, a 30 e a 60 giorni. Questo perché, e l'ha ripetuto il Presidente, perché dobbiamo cercare di recuperare personale e quindi adoperare il personale nei reparti che vengono gradualmente allestiti. E anche l'attività chirurgica viene E anche l'attività incontrata? chirurgica di elezione programmata viene gradualmente sospesa e interrotta, quindi cercando di rinviare i ricoveri programmati e riprogrammando in maniera diversa. Cosa succede? Allora, questa è la nota che è partita lunedì. Oggi siamo già in una fase più avanzata e ci sono alcune aziende sanitarie, alcune USL, alcune province, insomma, che sono già alla fase di chiusura di alcune attività, perché c'è una pressione molto forte, lo diceva il Presidente, sicuramente l'USL Eugania con l'azienda ospedaliera, quindi il Padovano, anche il Vicentino, Sant'Orso, insomma, ha dimostrato un po' questa mattina, insomma, nell'interlocuzione che abbiamo avuto con il direttore generale, già la necessità di andare un po' oltre alla graduale sospensione. Siccome il piano, che si diceva prima, ha 5 fasi, poi ha un piano aziendale locale, ogni singola azienda, chiaramente con i riferimenti regionali, cerca di organizzarsi per quanto riguarda il proprio territorio, perché è chiaro che ci sono dei territori e delle aziende dove i numeri sono numeri meno importanti, si può pensare di allungare un po' di più anche tutte le altre attività. Filippo Cosatti, un dettaglio, no? Che poi non è un dettaglio. Negli ospedali non Covid cambia qualcosa? Anche in questo caso è poi in base all'impatto che hanno il numero delle persone da seguire, quindi il numero, insomma, lo stress che c'è poi nell'ospedale Covid di quella zona, di quell'azienda sanitaria, perché può essere che venga sospesa gradualmente anche là un po' di attività per recuperare del personale che viene mandato nei Covid Hospital. Quindi è tutto molto organizzato e gestito in base anche alla pressione che ogni singola struttura, ogni singolo territorio ha.
Abruzzo. Assessore, mi ricorda, secondo il piano regionale sanitario, in che fascia siamo? Noi siamo una fascia gialla. Gialla. Siamo gialli? Siamo gialli. Gialla. Gialla perché poi c'è arancione e rosso. Era Ok. verde, azzurra o azzurra, verde, gialla, arancione, rosso. Verde, azzurro. Ah, verde, azzurra, ecco. Mi raccomando, se Alberto Meteo è andato a Quindi siamo nella fascia gialla che prevedeva, ricordiamolo, da 150 a 200 terapia intensiva e da 900 a 2500 mi sembra posti in area non critica. Ci sono prospettive per quanti tempo avete per cambiare fascia? No, con l'andamento con Ok, e avete previsioni di tempo? Cosa vuol dire in termini di tempo? Che potremmo restarci fino al 15 di novembre o non si sa? misuriamo quotidianamente e verifichiamo quotidianamente. Grazie. Però pare di capire, insomma, che quantomeno con la terapia intensiva un salto di fascia sia possibile entro la metà del mese, o sbaglio? Siamo a Possibile, 160 stamattina, 170? 170 terapia intensiva, il limite è 2,50. 2,50, quindi ne mancano ancora 80. E